pucciesi, niscemesi, mazzarinesi, venite, vi aspettiamo qua, che così potete vedere questo braciere gratis, domenica, domani, ogni prima domenica del mese. Venite tutti, ha riaperto il museo di Gela, finalmente andiamo tutti in massa, prima domenica del mese gratis. Mazzarinesi, cartanissettesi, putresi, niscemesi, licatesi, salleonesi, agrigentini, trapanesi, venite qui a visitare le antiche vasche di Gela del III-IV secolo a.C., quando già non c'era l'acqua. Noi già avevamo le vasche, eravamo intelligenti, attrezzati di vasche. Domenica, prima domenica del mese gratis, apre il museo di Gela, ogni prima domenica del mese gratis, andiamo tutti al museo di Gela. Gorgona, ma pare si chiama, non lo so, non ha importanza, però è unica al mondo. Domani la potrete vedere gratis, domani, domenica, ogni prima domenica del mese. Tutti, agrigentini, futresi, mazzarinesi, siracusane, palermitane. I palermitani verrebbero venere la prima domenica del mese, gratis, grazie. È aperto il museo di Gela, andiamo tutti al museo di Gela. Che? Chi si parlano di chiova di Gesù, eh? Boh. Domenica, domani, pucesi, niscemesi, cartanissettesi, agrigentini, catanesi, messinesi, i palermitani? Certo. Pure palermitani. Domenica, prima domenica del mese, museo gratis a Gela. È aperto il museo di Gela, andiamo tutti al museo, Forza, domani gratis, prima domenica del mese. I chiodi di Gesù. E poi qua, ciaramite, pesce di stato e sciariate come viene. Vi aspettiamo, prima domenica del mese, è aperto il museo di Gela, andiamo tutti al museo di Gela, finalmente. Ennesi, dimenticate gli ennesi, moticani. Tutta la Sicilia potete venire qua domani, gratis, a visitare le vasche, specialmente le vasche del III-IV secolo a.C., di quando già non c'era l'acqua a Gela. Noi eravamo evoluti e avevamo le vasche, ogni domenica del mese, la prima è gratis. All'Uffagaruse. Prima domenica del mese. Prima domenica del mese, museo gratis in tutta la Sicilia, anche qui a Gela, che finalmente è stato riaperto il nostro museo. Va bene, senti, ma onorevole, ma lei lo sa cosa sono queste cose dietro? No, purtroppo no, non c'è una guida turistica, mi piacerebbe avere una guida turistica. Manco tu? Però sono belle, bellissime. Sono belle, ma non so che cosa. Va bene, speriamo magari qualche niscemese che ne capisce, viene e ce lo spiega poi a noi gelesi. Domenica, prima domenica del mese, aperto gratis. Finalmente. La collezione di monete antiche o arcaiche si dice? Arcaiche, vero? Monete arcaiche, la collezione di monete arcaiche più importante e grande del mondo è a Gela e la potrete vedere domani. E però ci sono i vetri, non si può non rubare. Sì, perché non se ne accorge nessuno volendo, con tutte queste monete cos'è due. Però ci sono i vetri, proprio non si può manco tappuliare che sono. Guardate che piccola quella moneta, la numero 18. Cioè proprio è tipo una lenticchia. Grande quanto una lenticchia. Adesso vediamo se la metto a fuoco. Domenica gratis, prima domenica del mese, abbiamo pure i dildos
del III-IV secolo a.C. Venite a vederli, gratis, ogni prima domenica del mese, a Gela, solo a Gela. Dildos. No, fammi la pesca. Quindi paghiamo oggi 2 euro, ridotto perché era tardi. Era tardi, sì. 2 euro, sono 4 euro, Altrimenti giusto? costa 4. Vabbè. Wow.